La Coldiretti Veneto conta un grande popolo nel settore dell'agricoltura. Siamo più di 60.000 aziende agricole che operano nel settore primario, dalla lavorazione alla campagna, alla trasformazione, a quello che sono gli allevamenti. È veramente un'organizzazione che parte dalla famiglia e va all'impresa più strutturata e anche di trasformazione. In un momento di crisi vanno utilizzate delle misure di emergenza e noi della filiera alimentare non ci siamo mai fermati. Abbiamo garantito veramente tutto quello che era l'aspetto della catena alimentare, dai supermercati ai piccoli negozi a chilometro zero. Ci siamo fermati ligi del nostro dovere nel momento in cui le ordinanze ci hanno imposto di rimanere a casa e tenere chiusi i mercati, ma poi siamo stati pronti a riaprirli nel massimo del rispetto delle quelle che erano le esigenze che il comune ci dava in ogni singolo territorio. Ecco, teniamo presente che la filiera alimentare è fondamentale per il nostro paese, soprattutto perché salvaguardiamo un prodotto che nasce da un nostro territorio. Noi siamo aziende che non dislocano, ma lavorano per un territorio e danno lavoro alle persone che vivono il territorio stesso. Quindi il fatto di poter utilizzare anche un semplice voucher per dare una mano alla nostra gente, a chi ha perso lavoro, riteniamo che sia un valore inestimabile per fare in modo che le nostre risorse rimangano sulle nostre popolazioni. Il fatto di poter continuare e futuristicamente mantenere la catena alimentare è di primaria importanza. Abbiamo delle problematiche come nel latte, come nella carne, abbiamo anche il vino che purtroppo le giacenze dell'anno scorso sono rimaste in cantino perché mezzo mondo si è fermato, la ristorazione dove predilige gli amaroni, i ripassi, le denominazioni di altissimo valore, pulsante di un'economia. Tenete presente che siamo il paese dove ha il più alto numero di denominazioni d'origine protette e come tale va salvaguardato. Ecco, teniamo presente che dobbiamo fare in modo di poter rilanciare anche il settore del vino, il settore dell'olio, il settore della pasta, della carne, del buon latte e del buon formaggio. Potremmo ottenere la possibilità di tenere delle scorte a magazzino purché il nostro governo ci aiuti almeno nella liquidità, perché noi sappiamo fare bene il nostro mestiere, però il produttore deve essere pagato, perché anche lui di suo ha le sue spese. Quindi dobbiamo essere una grande famiglia che lavora per lo stesso obiettivo.